importanti di oggi. Il Corriere della Sera punta su Draghi. Draghi, fate poco, non si cresce. La preoccupazione di Draghi appunto per la difficoltà della ripresa dall'alluvione. Vediamo anche il Sole 24 Ore che appunto 9 miliardi del Rio deroga al patto per i comuni alluvionati, come vediamo. Opere, stipendi e tasse, i conti che non tornano. Riassume un po' quello che prima stavate discutendo. Lavoro, Renzi gela Alfano, passa la linea del PD sui licenziamenti, Sacconi ipotizza la crisi, allarme di Draghi, ripresa a rischio, si ferma anche la Germania. Questo per quello che riguarda il lavoro. Per quello che riguarda l'alluvione, il Resto del Carlino intervista l'alluvione e i rapporti con l'Europa, il Resto del Carlino intervista in prima pagina una grande foto, e anche questa notizia abbastanza inquietante. Vediamo l'Avvenire che dà molto spazio, come appunto sceglie centrodestra, e qui poi c'è anche un riferimento all'incontro che è appena terminato